Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video dove andremo a parlare di un argomento molto importante, ovvero di Nathan Nandez. Allora, partiamo dall'inizio proprio, dall'inizio di questa fine di stagione. Nandez, sapevamo che c'erano già delle sirene su di lui, delle sirene molto avanzate per quanto riguarda il calcio inglese. Infatti si sapeva che il Leeds aveva presentato un'offerta a Nathan Nandez e al Cagliari di conseguenza, un'offerta che a quanto pare era anche in stato abbastanza avanzato, anche visti i buoni rapporti che ci sono tra il presidente del Leeds, che è italiano, Andrea Radrizzani, o Radrizzani, adesso non ricordo bene il cognome, e Giulini. Però poi più in nulla, è caduto il silenzio su questa trattativa, e così, come un ritorno di fiamma, visto che se n'era già parlato tempo or sono, spunta di nuovo, e ribadisco il concetto di nuovo, l'Inter. Io ripeto, non è che io sono contro a tutte le trattative con l'Inter, perché ieri mi sono scordato giustamente di citare anche Godin nel video su Dalbert. Però ripeto, Godin per le cifre che lo stiamo pagando non vale il giocatore che è in realtà. Cioè Godin è molto di più, da noi ha dimostrato molto meno di quello che percepisce per giocare, quindi a quelle cifre io Godin sinceramente non me lo terrei, lo rispedirei volentieri all'Inter. Se si abbassa l'ingaggio già ne possiamo parlare, però quella forse è una delle poche volte in cui l'Inter, ma proprio per bisogno di fare cassa e di togliere gli esuberi, ci ha dato Godin a noi, perché se no chi è che ti va a dare Godin? Parliamoci chiaro. Ripeto, io non è che sono contro a ogni qualsivoglia trattativa con l'Inter, ok? Però quando queste trattative seguono tutto uno schema ricorrente, ovvero il Cagliari si prende gli esuberi dell'Inter e l'Inter si prende i giocatori migliori del Cagliari, in quel momento la cosa diventa un po' più meh, un po' più meh. Già abbiamo, diciamo, perso con il caso Barella. Ok, lì ha influito parecchio il fatto che Nicolò volesse andare a giocare a tutti i costi all'Inter, e quindi il Cagliari ha dovuto soccombere a quelle che erano le richieste della società nerazzurra e le richieste del giocatore, e quindi poi è stato venduto ad un prezzo secondo me giusto, ma alle modalità decisamente sbagliate, piene di bonus eccetera eccetera. Questa volta potrebbe succedere la stessa identica cosa. Adesso io personalmente non so se c'è in realtà la volontà di Nandez di andare via, ok? Ci potrebbe essere, non lo metto in dubbio. Io credo che quando un giocatore come Nandez e come Barella voglia andare via, la colpa sia anche del Cagliari stesso, che non è in grado di mettere su un progetto e di fare in modo che i giocatori migliori possano rimanere. Quindi partendo dal presupposto che è anche colpa nostra, e forse anche e soprattutto colpa nostra intesa come progettualità, come società, l'offerta che io vi riferisco, non so se è quella concreta, parla di un indennizzo al Cagliari di non so quanti milioni, più il cartellino di Pinamonti e Nainggolan. Allora, tracciando che Nainggolan tecnicamente sta aspettando la buona uscita dall'Inter per andarsene, quindi se rientra nella trattativa sarebbe un buco nell'acqua clamoroso, un buco nell'acqua clamoroso per il Cagliari, veramente mai vista una cosa simile. Lì veramente
diventi, mi dispiace dirlo, però lo devo dire proprio in termini romani, cornuto e coglionato. Ti fanno in quel caso cornuto e coglionato. Ti fanno pensare che ti stanno facendo un favore, ma in realtà te lo stanno buttando. Proprio il sunto di questa cosa. E Pinamonti. Pinamonti. Allora, noi adesso, perdonatemi perché io sinceramente non ricordo, però andiamo a cercare una cosa. Tanto arrivano messaggi, perdonatemi. Allora, proprio al volo. Cioè, manca a farla apposta poi. Manca a farla apposta. Guardate, adesso vedrete. Giustamente non me l'ero preparato prima, quindi ok. Guardate. Guardate chi è il most wanted. Manca a farlo apposta. Manca a farlo apposta. Allora, andiamo a vedere Andrea Pinamonti, se ce la faccio a scrivere. Pinamonti ha 22 anni, ok? Procuratore tra l'altro Raiola, quindi andiamo bene. Con un valore di mercato di 12 milioni. Le quotazioni sono in salita sia per il Cagliari che per lo Spezia. Io volevo vedere come sono andate l'ultima stagione, se non mi sbaglio, al Genoa, o la penultima al Genoa. La penultima al Genoa, perché l'ultima, se non erro, era all'Inter, ma non ha praticamente mai giocato. Allora, per stagione. L'ultima infatti è giocata all'Inter, 8 presenze, un gol, ma è chiaro quando hai davanti Lukaku e Martinez è difficile ovviamente trovare spazio. Al Genoa 32 presenze, 5 gol, 2 assist, poi 2 presenze in Coppa Italia, 2 gol, 1 assist. Al Frosinone 27 presenze, 5 gol e 3 assist. Comunque, se ne è sempre parlato bene di Pinamonti, classe 99. Allora, ammesso e non concesso che questa trattativa si farà, intanto torno a pieno schermo. Secondo voi, Pinamonti con quale formula arriverà a Cagliari? Ve lo chiedo, perché io sono abbastanza sicuro che arriverà in prestito. Probabilmente, e non ci metterei nemmeno la firma, con diritto. Però protendo più per il prestito secco. Questo mi fa alterare, specialmente perché poi vedo giovani cresciuti nel Cagliari. Mi dispiace tornare sempre a questo discorso, ma vedere giovani cresciuti nel Cagliari venirsi privati del loro spazio perché ci sono giocatori che rientrano in trattative come Pinamonti, in quel caso io sinceramente qualche dubbio me lo faccio, me lo creo, ma non perché Contini sia più scarso di Pinamonti, che probabilmente potrebbe anche essere vero, io non lo metto in dubbio, ma è l'ideologia che c'è dietro, ok? Pinamonti ha già giocato in Serie A, quello assolutamente, ma prima di giocare in Serie A qualcuno l'avrà fatto esordire. Ragazzi, se noi non facciamo esordire i giovani in Serie A, che siano pronti o meno, non li renderemo mai pronti di per sé. Mai. Così non è il modo giusto, secondo me, per avere un settore giovanile, perché i risultati del settore giovanile per il momento, adesso, al momento attuale per il Cagliari, sono solo Barella e Carboni.
Quanti ne sono passati per il settore giovanile del Cagliari? Tantissimi, innumerevoli. Bianco lo rivediamo adesso dopo 4 anni a Olbia. Secondo me è tutto totalmente sbagliato e a me questa cosa fa male perché io in Capozucca ci credevo in quello che diceva, ma seriamente adesso inizio a vacillare. Adesso la mia fiducia verso la società inizia a vacillare e non vorrei che accadesse già a giugno, anzi a luglio. Io non so voi cosa ne pensate, ma a me questo affare lascia molto amaro in bocca. Tra l'altro tocca anche finire, perché abbiamo parlato di Pinamonti, però Nandez. Nandez è stato sempre un argomento complicatissimo per quanto riguarda il Cagliari. Uno, secondo me, dei giocatori più forti che il Cagliari abbia visto negli ultimi 10-15 anni a mani bassissime. Un campione. Quindi che se ne voglia andare è tra virgolette giustificabile perché ripeto il Cagliari non fa in modo di trattenere i giocatori più forti perché non c'è progettualità. È chiaro che se doveva andare via l'ipotesi Liz a me sarebbe piaciuta e non poco perché l'idea di non ritrovarselo come avversario sarebbe un qualcosa di fantastico, però non mi sento di condannarlo se se ne andrà, come non mi sono sentito di condannare Barella quando se n'è andato. Attenzione, io con Barella ce l'ho sempre avuta per i modi con cui se n'è andato, per il fatto che impuntasse i piedi, e a me è quello che diede fastidio, non il fatto che venne ceduto, perché quella era una cessione scritta già da tempo, come quella di Nandez è una cessione scritta già da tempo, purtroppo anche a costo ribassato, perché 36 milioni di clausola rescissoria non sono niente per quello che è il valore del giocatore, secondo me. E senza contare che non è detto che vengano pagati quei 36 milioni, perché il Cagliari potrebbe tranquillamente mettersi a trattativa anche per anche per meno di quei 36 milioni. Quindi non è detto che 36 milioni sarà il prezzo della cessione di Nandez. Ricordiamocelo questo. Anche Nandez è stato un qualcosa che secondo me è stato trattato male e ne pagheremo le conseguenze di questo in qualche modo. Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!